Oggi Open Day, anzi Welcome Day all'Università di Agrigento per la presentazione dei corsi. Ne parliamo con Francesco Tuzzolino, che è il cuore pulsante di questa università. Grazie. Oggi svolgiamo qui la seconda edizione del Welcome Day, che si è resa necessaria proprio per il grande numero di studenti e di istituti scolastici della provincia che ci ha chiesto di incontrarci e conoscere la struttura universitaria e i contenuti dei corsi di studio che sono incardinati qua ad Agrigento. Quindi per noi è molto importante aprire le porte a tutte le scuole del comprensorio principale, perché è giusto che conoscano la nostra università che è in crescita. Abbiamo già 8 corsi di studio incardinati che sono molto importanti e hanno una grande attrattività presso gli studenti, ma mi piacerebbe oggi rappresentare anche la crescita del nostro polo territoriale universitario, che sta potenziando i servizi e le strutture a vantaggio degli studenti che studiano qui e non devono avere nulla da invidiare agli studenti e ai colleghi che studiano in altri atenei. E quindi stiamo potenziando le sedi. La sede di Via Atenea continua a essere trasformata, e quindi pensiamo che i lavori si concludano tra qualche mese, e quindi anche questo è un fiore all'occhiello della nostra università, proprio dentro il cuore della città. Ma una cosa molto importante è l'attrattività che ha l'Università di Agrigento nei confronti del panorama universitario italiano. Dal giorno 29 aprile al 3 maggio saranno qui 14 università italiane, quindi con un centinaio tra docenti e dottorandi, per discutere su temi di ricerca da incardinare proprio su Agrigento, che consentiranno lo sviluppo culturale, ulteriori idee e soprattutto il focus su Agrigento da parte di tanti atenei italiani per Agrigento Capitale della Cultura. Pensiamo proprio l'anno prossimo di far portare alla luce tanti progetti di ricerca che le università italiane svolgeranno ad Agrigento a partire proprio dal giorno 29. E questa è una grande conquista, cioè Agrigento diventa il cuore pulsante non solo del territorio, certo, ma anche dell'università italiana. Quindi tutti siete invitati a seguire i lavori che si svolgeranno qui. Ci saranno 100 persone anche in giro per la città, studenti, docenti, per conoscere le meraviglie del nostro territorio. E questa è anche una bella conquista, perché è il secondo anno che il dottorato di ricerca che abbiamo incardinato ad Agrigento continua la sua attività. Quindi università sempre più forte, che propone nuovi contenuti a vantaggio degli studenti del territorio.